Agrigento, prime piogge e, sottolinea l'associazione ambientalista Mare Amico, primi sversamenti in mare di scarichi fognari a San Leone. Il coordinatore Claudio Lombardo afferma: ieri a San Leone si è ripetuto il solito copione a cui siamo più che abituati. Piove e scoppiano le centraline di sollevamento dei reflui. Ieri però vi è stata una preoccupante variazione sul tema. Come testimoniato dalle immagini registrate sulla spiaggia della pubblica sicurezza alle ore 12:30, quindi prima che piovesse con intensità, la centralina di sollevamento è stata già in allarme, registrando un'altezza nel display di 2,31 e stava versando in mare le fogne dallo sfioro. Dunque, chiederemo alla Procura della Repubblica di Agrigento e al sindaco se lo sfioro in mare ha l'autorizzazione allo scarico, e nella mala augurata ipotesi che fosse autorizzato, chiederemo che sia eliminato. Questa situazione è intollerabile. Il nostro mare non può essere il recettore finale delle fogne. Ecco il video testimonianza. E adesso ascoltiamo Claudio Lombardo al microfono di Irene Milisenda. Ci risiamo, scoppia di nuovo la fognatura. Sì, ogni volta che piove le fogne questa commistione tra acque bianche e acque nere fa scoppiare le fogne, ma ieri è successa una cosa un po' diversa, un po' strana, un po' più preoccupante delle altre volte. Sono scoppiate le fogne prima che arrivasse l'acqua, nel senso che ancora non aveva piovuto e alle 12:30 già la centralina era in allarme visivo 2.31 ed era in allarme sonoro, e anche il mare, come vedete dalle vostre immagini, alle 12:30 era già macchiato delle fogne. Oggi chiediamo alla Procura della Repubblica di Agrigento e al sindaco Firetto di appurare, di vedere se lo sfioro, cioè lo scarico a mare, è autorizzato, quella della centralina della pubblica sicurezza. Qualora fosse autorizzata, ma noi pensiamo di no, qualora fosse autorizzato deve essere chiuso. Non è possibile che ogni volta che piova, ogni volta che succeda per qualsiasi motivo il mare venga sporcato dalle nostre fogne. Non può essere il recettore finale il mare delle nostre fogne, e non vogliamo che qualcuno pulisca le vasche magari qualche minuto prima delle piogge e che queste fogne vadano a finire a mare. Questo sfioro deve essere chiuso.